Un'assemblea de soci de una società anonima in procinto de fallimento a discussione alle alquanto tesa e un socio che se lei va pigiò che tutti gli altri o culmo la disperazione udiva. Nulla potrà salvarci, siamo rovinati, cosa possiamo tentare? Un altro socio ha risposto: balliamo e cantiamo la carioca, così qualche santo si invoca. Speriamo che nelle concordato qualcosa verrà risparmiato. Un'intera famiglia a sé avvelenà, mangiando di funzi a truvente in bosco. I figlioli pigiè la terribile guida pan sacriavan: padre, muoio, salvami! Oppure diva: figli miei, cosa posso farvi? Balliamo e cantiamo la carioca, ci ha avvelenati la cuoca. Se i funghi faceva bollire, noi non dovevamo morire. Una donna alle un procinto de metà luce 6 figlioli. 2 avevano a vista a luce, 2 un dramma e uno topolino, e l'altro uno aveva sa venere sciurti a meso, forse l'aspettavo varietà, con disperazione d'omaio, che rimbambio da tanto e convinto l'avevi sposato un'incubatrice, o se mi sacria: dottore, cosa facciamo per salvare questa donna, dottore? Omego ha risposto: balliamo e cantiamo la carioca, che intanto il piccolo giuoca. Rispose l'amico Pasquale: speriamo che sciorta Natale. Un uomo sposò che non mai aveva qua da fa niente. Un giorno l'intra in casa da prepotenza e ora dice a moglie: cosa di me ha preparato da mangiare? Veggio mangiare. A moglie ha risposto: balliamo e cantiamo la carioca, che a differenza le poca. Se femmo una bella ballata, che intanto sta sei attestata.